Riassumendo, Lule Thomas. Ciao. Questo è quello che hai visto ieri, è il parcheggio del Bozzodromo, in quanto l'area camper ha 6 posti camper, però dopo dipende sempre da come parcheggi. In realtà i posti camper ieri erano 4, non 6, ok? E andiamo a scoprire cos'è questa famosa isola della Cona. Senti come che l'ho vista quasi da documentario. Ah, aspetta, prima di attaccare, non per essere sempre il solito fissacco a bicicletta, girare l'isola della Cona, soprattutto diciamo da qui, dall'area camper o dal Bozzodromo, è una cosa abbastanza impensabile, cioè molto lunga. Noi l'anellino di oggi è di 60 km, hai capito? Quindi a piedi la vedo molto dura. Subito all'uscita dell'area camper hai già la ciclabile, pertanto io non devo spiegarti null'altro, la traccia verrà memorizzata su Komoot, quindi mi aggiungi agli amici o vai a vedere le puntine del mondo su Komoot e basta, te tacco a musichetta. Oh shit, you done fucked up, man. You done put two of America's most wanted in the same motherfucking place at the same motherfucking time. Y'all niggas about to feel this. Break out the champagne glasses and motherfucking condoms. Have one on us, alright? Picture perfect, I paint a perfect picture. Bomber hooches with precision. My intentions to get with you with that and double OP. Dog, my fucking homie, use a cold ass nigga on them all. Show enough, I keep my hand on my gun, cause they got me on the run. Now I'm back in the courtroom, waiting on the outcome. Free Tupac is all that's on the niggas' mind, but at the same time, it seems they tryna take mine. So I'ma get smart and get defensive and shit, and put together a million march for some gangster shit. So now they got a slate, two multi-millionaire motherfuckers catching cases. Bitches get ready for the throwdown, the shit's about to go down. Me and Snoop about to clown. I'm losing my religion, I'm vicious on these stool pigeons. You might be deep in this game, it's got the rules missing. Niggas be acting like you savage. Ticket te l'ha pagato? No, che credo. Dove sbaglio? Ma se bisogna pagare per andare al bar, allora sì, poi vedete io sei, ma è un etero dio cambio. Se già si era anche gratis andare a piedi, varie dita scomianga no. Vabbè, si pranza in riva alla luna. Il posto è nel modello se Infatti. Yes, so how can they blame us? I live in fear of a felony. I never stop belling needs. Motherfucking G's. If you got it, better flaunt it. Another woman, two of America's most wanted. Ricin, perché ne ha di sentineggiare. Ricin. So, eravamo per strada e abbiamo detto non possiamo non andare a vedere il sacrario militare di Re di Puglia. In realtà se poi va benissimo, cioè non è nessuno che ne obbligava, però visto che si era dei passaggi ho salita, dai che andiamo. Sì, lo so, con una guerra impiantata, amico, gli eufemismi, che sei una roba incredibile. Ad ogni modo, se sei per strada anche tu, noi ora ci stiamo spostando a Gradisca di Sonzo, vero? No, San Canzian, perché mi confondo sempre. A Gradisca di Sonzo per poi farci una girata in bici in Slovenia e pertanto da l'isola di Cona che eravamo a Gradisca di Sonzo sei obbligato a passare per Re di Puglia, dove c'è il famoso sacrario militare di Re di Puglia, dove andremo ora. Io volevo farti vedere il parcheggio che è contrassegnato anche come parcheggio per camper e autobus, e è veramente enorme, a circa 50 metri dal sacrario. Secondo me può essere buono anche per passarci una notte. Allora, te metti qua in parte a sto autobus piccolo, qua a sto pullman, e te metti là a fare van life, vedi tu. Aspetta, vogliamo condividere questo momento felice di Thomas, che ha aperto e ha detto, ma vieni fuori e ha trovato 40 euro, no? Come ti senti adesso, no? Ti senti più... Cioè, 40 euro per birra stasera. Ma par quasi che non sia tu. Io, caro, cioè, no, per ti scherzi, che uno se desmente che deve lì, è come li vesse guadagnare, no? Sì, Ma altri scherzeva, che è una bella sensazione. E che a me capita con un euro, con 50 sedere, ma lui 40 euro al colpo. Per intraversare, come si dice da noi altri in Veneto, te va su strisce.
Ed eccolo qui, ufficio per la tutela della cultura, della memoria, della difesa. Diciamo che questa è per pochi, se ci fosse la cultura non ci sarebbe alcun bisogno della difesa, anche perché la difesa, vabbè dai, non scendiamo in altri dettagli, anche perché queste cose andrebbero spiegate bene ed ora non ne ho né il tempo né la voglia. Era un testo di Freud dove si spiegava che gli stati pagavano gli schiavi o i soldati con questa gloria. Wait until the war is over and we're both a little older. The unknown soldier. Breakfast where the news is read, television, children fed, unborn living dead. Bullets strikes the helmet's head, and it's all over for the unknown soldier. Sempre con l'eterna promessa di non scendere troppo in questo discorso che è molto lungo e complesso. Devo starmene zitto perché non posso riassumere il tutto in una frase, la quale poi andrà sicuramente fraintesa, in quanto si sa, una frase è un invito alla libera interpretazione. La libera interpretazione è una sorta di illazione in base alle proprie conoscenze, no? E le proprie conoscenze, però chiediamoci un attimo tutti, quali sono le nostre conoscenze? Pensa che io per i miei giochi di potere dichiaro guerra a un altro mio amico, no? Perché non segue le mie regole, oppure voglio cose sue, voglio parte della sua terra, eccetera. Convinco il mio popolo a dover sacrificare la propria vita per la patria, per l'onore. Lo stesso fa anche l'altro mio amico dall'altro stato. Succede un disastro, una cosa incommentabile. E poi per mettere il tutto a tacere si chiude semplicemente da tutte e due le parti, e questo giochetto l'hanno fatto per difendere la patria. E difendere è lì che dovremo un attimo soffermarci. Difendere da cosa? Perché siamo dovuti arrivare al punto di difenderla? Cosa è successo sotto? Come altro si può risolvere questo problema? Però insomma è una cosa che un giorno affronterò, ora no. Chissà se volessero fare una guerra in Italia, chiedo sempre se ci potesse mai essere una risposta. Voglio dire, nel nostro paese non esistono più gli ipnotizzatori che esistevano un tempo, tipo il Mussolini. Mussolini era un gran fan di Gustave Le Bon, per dire, il quale spiegava in un suo libro, adesso non voglio scendere troppo nei dettagli, come manipolare le masse con i principi dell'ipnosi sostanzialmente, ok? Quindi Mussolini, come tanti altri, sono stati degli ipnotizzatori, perché giustamente per mandare della gente a uccidersi per il loro volere bisogna, voglio dire, ce ne vuole veramente tanta di bravura, no? E io credo, non lo so, almeno questo è quello che sento, che nelle nostre nuove generazioni, mancando appunto nel nostro paese questi ipnotizzatori, se dovesse presentarsi un tizio che dice: signori, l'Italia ha dichiarato guerra, dobbiamo andare a difendere, secondo me 3/4 scampa all'estero e l'1/4 che dice: ascolta, ma fate un meta in culo, secondo me. Cioè, baghetti in guerra, non l'abbiamo fatta noi la guerra. Cioè, la gente inizia un attimo a svegliarsi, un po' come quella volta durante la rivoluzione islandese. Cosa è successo? Qual è stata la meccanica divina che è successa quella volta? Che la gente ha detto una cosa veramente spaventosa. Ha detto: ma non ho capito, perché dobbiamo pagare noi gli errori che avete fatti voi? Cazzi vostri, siete voi che gestite quelle robe, arrangiatevi, hai capito? E secondo me così potrebbe succedere anche nel caso di un'eventuale guerra in Italia. Poi ripeto, è un discorso che posso spiegare molto bene, solo che necessita di moltissima attenzione e di moltissimo tempo. Certo non bastano 10 minuti di video, ok? In quanto bisogna vedere il tutto molto molto alla larga per capire ogni meccanica
includere dentro anche la storia, quindi capire da dove nascono queste meccaniche, come si sviluppano nel tempo, perché certe cose non si sviluppano più, perché altre continuano a svilupparsi. Hai capito? Non è una cosa semplice, nulla è semplice, altrimenti sarebbe tutto il mondo della Walt Disney se le cose fossero semplici. Purtroppo non ricordo qual era quel testo di Freud dove si parlava della guerra e soprattutto delle medaglie, della gloria, del riconoscimento, che era la moneta con cui lo Stato pagava chi era il braccio delle sue malefatte. Aspetta, poi ci sono anche le eccezioni, tipo i casi di genocidi, allora lì, vabbè, tra virgolette, nulla ne puoi, ossia sei obbligato a difenderti e a difendere i tuoi cari. In quel caso sì, non è che arrivi, siamo disarmati, non vi facciamo niente, no, loro comunque ti devono uccidere. Queste eccezioni, tipo non so, il genocidio degli ebrei o degli indiani d'America, non è che loro gli dicevano siamo innocenti, non facciamo niente, no, questi qui volevano oltre la terra sterminare le persone, hai capito? Poi ci sono altri tipi di guerre che non nascono solo per il territorio, ma per diritti su magari il petrolio piuttosto che altre cose, hai capito? Adesso non scendiamo nei dettagli, cose che si possono comunque benissimo evitare. Cioè la serie dichiariamo guerra, vabbè, fede a altri, scendete dagli uffici e ve la fate voi, la gente normale incrocia le braccia. E se poi il tutto non basta, rafforziamo il tutto con la Chiesa, mettiamo che qualche Cristo e qualche Madonna che giustifica ste robe a morte e a sofferenza, palvoer dei magnaschei. Sì, sarà questa l'entrata. Guarda qua. Sì, tu. Le scritte entrate pure. E tu basta saper leggere i contrari. E tipo i manga, i cartelli italiani, ta leggili al contrario. Ma tu capio? Il deltone, sgomma, benone. Quadrio no. Questo forse è un cartello illegale, dico forse perché c'è scritto che questa è un'area del demanio militare. Su queste cose sono ignorante, ossia non so benissimo cos'è il demanio, potrebbe essere inteso come un qualcosa di privato in qualche modo. Allora sì, dove c'è un parcheggio privato uno può dire, per quanto possa sembrarti assurdo, uno può dire tu non entri se hai i pantaloni strappati, non ha senso, però è suo, è privato e quindi lui può fare quello che vuole. Che bei sarà in compagnia, tante ciacque, tanto Malbec argentino che non mi piace tanto perché si è massa fruttato. A me piace i vini più secchi e che quando ero al supermercato era scritto Malbec argentino e mi ho detto no dai Dio caro, è roba figa questa, invece no, una merda, se tutte puttanaie, quanto meglio era una bottiglia di Cabernet nostro. Dai, cosa ho avuto che ti dice. Comunque niente, volevo farti vedere un po' l'area camper anche di sera. È un po', fa un po' disagio, però insomma credo che sia comunque sicura, perché sono stato più una volta, non ho mai sentito parlare di furti, non ho mai visto rom eccetera. Certo è un'area un po' di passaggio, chi è che ci dorme qua? Solo che noi altri, vedi tu? Solo che noi altri, Dio caro, sto qua, paretele, uno che l'ha parcheggiato il camper qua, ma quei sani di mente, ne viene a dormire qua in mezzo al casino, in mezzo alla strada, no, passano solo a fare il carico e scarico e basta, hai capito? Se ti ricordi, questo è anche un posto un po' storico perché è stata l'ultima tappa italiana di quando femmo, aspetta, proprio una bottiglia del Calvin là, facemmo, insomma, de che a volta che se andai a fare il viaggio in Balcani, ecco. Sì, cioè, decisi qua? sì. È veramente una città. E farà, ciao, chi si che fa messa come? Sono dei turni. Cioè, è una città proprio strana perché è bellissima, è molto bella, carina. Però Pim pum perro chi che fa messa oggi? esatto. Non che c'è movimento, è sabato sera oggi, fioi. È morto, tutto morto, c'è tutto bello, case, eccetera, isola pedonale addirittura. E siamo a settembre, cioè ancora un po' fine estate, eccetera. Non che sei un gatto in giro per strada. Va bene, hai avuto mettere il piacere di camminare in mezzo a strada, così, guarda. Oh, che bel camminare in mezzo a strada. Così,
e che ho imparato che dove che lì canzei verti e porte verte ti da entrarle una sorta di benvenuto, reperti monumentali storici dell'epoca, giustamente messi qua in disparte al riparo della pioggia e delle intemperie, per essere in qualche modo conservati e ricordati, ma per giusto bene a prezzo. Tu, se tu a scuola stavi attento quella volta, ti saresti ricordato del cosa che vuol dire MCC, LXXXII. Le un anno, Dio caro, ma non un anno nel senso un buso del culo. Vedi anche là, vedi, tu ti arrivi qua e non ti capisci niente, tu perché non ti ascoltato la maestra che spiega. E via, ma che spettacolo, su un condominio. Guarda che robe lì, qua le tue case, tutte quante, il parcheggio, guarda che bei parcheggi, arriva su Paescae, vedi tu, e ha tutte le robe. Ah, bello, cos'è qua, dove siamo? In Massabuio, non si vede niente. Ah, ok, forse ho capito dove siamo, qua c'è l'Isonzo, che ora tu non vedi perché è buio, e a destra dovrebbe esserci il castello di Gradisca di Isonzo, che castello è un casone, perché insomma sai, castello era un modo per identificare le tipologie di edifici, non necessariamente il castello deve essere un edificio bellico, quindi con le torri, i merletti, il ponte levatoio, no, quella è un po' un'idea collettiva che abbiamo noi, hai capito, del castello, perché sei abituati da Tosatei con i castelli del Lego, e ora il castello se qui o no, sa, col drago, i cavalli, no, il castello purtroppo c'è anche delle specie di casoni. Ah sì, sono quelli degli zingari, quelli che assistono gli zingari. Non so se avete seguito la faccenda Cicalone quando era intervenuta la CISL, sì, era proprio la CISL. Sì, sono loro. I casoni una volta. È bella questa parte, non l'avevo vista. Non so cos'è questa cosa. Questa non l'avevo vista le altre volte. C'è anche la parte delle mura della città, bella. A parte c'è questo parchetto che anche questo non avevo visto. Bello, tutto molto bello, suggestivo. Senti, con motore a due tempi che fai scoresette, ti dice, ma chi che taglia l'erba sta ora? No, non io devo tagliare l'erba, sì, il boccia col motarda. Life is well.